pomeriggio della Belbotea Arena, penultima giornata di regular season con il team Giorgione di mister Alemao già sicuro del secondo posto, che ospita la Canottieri Belluno in una sfida dove i bellunesi cercheranno quei punti per confermare la zona di salvezza. Attualmente sono a +3 sui play-out dello Jesolo, dunque bellunesi con un piede e mezzo ancora nella prossima Serie B. Team Giorgione invece che dopo la sfida che chiuderà il girone di ritorno alla regular season, in programma il prossimo 28 di marzo con il Futsal Giorgione, si cimenterà nei playoff. Andiamo a leggere le formazioni, prima con i direttori di gara Alessandro Carraro di Cuneo, Generoso Uvo di Torino e Nicolò Stocco al crono della sezione di Treviso. Per il Belluno di mister Giacomo Calvi con il numero 3 Dalfarra, 4 Lorenzo Bonavera, 5 Malosso, 6 capitano Moreno Reolon con il 7 Robigno, 13 Vettorella, 16 Lecis, 17 Mattia Bonavera, 19 De Bona, 20 Vigne, 22 Alessandro Bortolini, 23 Dalla Libera. Alessio Bortolini invece costretto al forfait per la squalifica. Il team Giorgione con mister Alemao che schiera con il numero 1 Bastini, 2 Stefani, con il 3 La Cruz, con il 4 Vecchione, 6 De Chiara, 8 Bon, 9 Caccaro, 10 capitano Ayub Tilal, 11 Giovane Priamo, 12 Bianchi, 19 l'esperienza di Leossena con il 20 Celona. Non c'è Rosca ancora in nazionale, e mancano anche De Generi e Naim Mufadale che sono tranquilli in tribuna. Mister Alemao inizia a fare anche un po' i conti con le energie da tenere sott'occhio in vista appunto dei playoff, con il Giorgione che affronterà la formazione che chiuderà in quinta posizione. Staremo a vedere al termine della regular season chi sarà la prima avversaria dei playoff. 11 aprile in trasferta, 18 aprile qui in casa della Belbotea Arena. C'è Bianchi in porta per il team Giorgione con De Chiara, Vecchione, Celona e Bon nel quartetto di movimento. Della parte opposta invece capitano Reolon con il numero 22 Alessandro Bortolini. Qui sotto la nostra postazione, qui vi commentiamo la sfida, il numero 7 Fernandez Figlio, detto Robigno, con la maglia numero 20 pronto Gianmarco Vigna invece a far partire questa sfida, i primi 20 minuti di una sfida appunto che vede il team Giorgione desideroso di chiudere la regular season in casa ancora con una vittoria. Seconda posizione blindata la scorsa settimana, la penultima sfida interna giocata in questa regular season con la vittoria contro la Futsal Tesina. Intanto un errore in postazione da parte del team Giorgione. Bortolini a Robigno, si fa vedere Vigne, bravo, ci devono capire il passaggio, poi riparte Vigne, non riesce però a trattenere il pallone in campo. Mister Alemao dà un'occhiata a Bon che batte dietro per Vecchione questo primo fallo laterale. Giro palla del team Giorgione oggi in completo bianco, Bianchi invece che difende i pali della formazione pattavina è tutto vestito di nero, come lo è anche Andrea Bastini che inizia questa sfida in panchina. Bianchi che nel corso della stagione, attenzione qui al rinvio proprio di Bianchi, Reolon di testa sventa la minaccia. Bianchi aveva sostituito nella prima parte di girone di ritorno proprio Bastini che si era infortunato, protagonista di ottime partite, il giovane under che sicuramente saprà dire su anche quest'oggi. Bon intanto sul fondo in mezzo per Celona, spara lontano la difesa del Belluno, il pallone che però resta in campo. Vecchione fa ripartire il Giorgione da dietro, De Chiara va a saltare benissimo, De Chiara non salta però Reolon e si allunga troppo il pallone Alessandro Bortolini. Il fratello Alessio, ricordiamo, è squalificato per un Belluno che è l'ultimo attacco del girone, soltanto 42 gol fatti dalla formazione di mister Calvi, ne basta comunque soltanto uno per prendersi l'intera posta in palio. Intanto l'ultimo a toccare è stato De Chiara, dunque rimessa a terra per il numero 22 Alessandro Bortolini. Giro palla Robigno, uno dei talenti della formazione della Belluno, Canottieri Belluno, grandi trascorsi anche in Serie A2 per la formazione bellunese. Bravo Bon a dare dietro per Bianchi che a 4 secondi di tempo, il passaggio lungo per Vecchione, fa buona guardia
Manuel Dalla Libera, il portiere bellunese con la maglia numero 23, che controlla il pallone che esce alle sue spalle, fa ripartire il gioco per Robinho, in imbucata, capisce tutto De Chiara che recupera ancora il pallone per il Giorgione, ancora possesso per la formazione Pattavina, seconda nel girone B, stradominato dal Bissuola che tornerà in campo a difendere i colori del girone. Attenzione, palla per Celona, ancora Celona, non molla il pallone che arriva tra le mani Dalla Libera. Bissuola che tornerà in campo il prossimo fine settimana, quando si fermerà il campionato cadetto per far spazio alle finali di Coppa con i veneziani di mister Paglianti, che affronteranno nella sfida di quarti di finale l'Ital Service Pesaro, una vecchia conoscenza del futsal veneto. Qui intanto la conclusione di Vecchiona, bravo Dalla Libera, subito pronto il replay di Andrea Di Giambattista, che per Futsal Veneto TV oggi vi riprende e fa da regia per questa sfida. Poi appuntamento ovviamente giovedì sera alle 20:30 per la quarta puntata di Zona Futsal. Buona intanto scodella per Vecchione, potente il destro del numero 4 biancorosso, che si perde però alto sopra la traversa di Dalla Libera. Stavamo ricordando appunto Sita del Service Pesaro, che è ripartita dai bassi fondi dopo aver dominato e stravinto in lungo e in largo a livello di Serie A, allenata oggi da Pagana, ex di Pisa, Arzignano, Mestre Fenice ed Altamarca. Robinho per Bortolini, il tiro mancino che viaggia di poco alto. C'è un mix di pubblico qui alla nostra sinistra tra tifosi del Belluno e del Team Giorgioni, una sfida comunque che apparentemente non dovrebbe regalare nulla, anche se Belluno con i 3 punti si garantirebbe un bel pezzo di salvezza ad una giornata dal termine. Ricordiamo che il 28 marzo si chiuderà il torneo cadetto e per i bellunesi ci sarà una sfida finale contro la Tesina che proprio bisognerà controllare anche i risultati di oggi. Si sta giocando la posizione playoff. Robinho per Vigne, fermato dalla difesa del Giorgione. Vecchione viene fuori nonostante la spinta. Celona di prepotenza, si tiene il pallone, lo recupera ancora Bortolini cerca di andare via con la velocità, poi una spallata senza fallo da parte di De Chiara, il pallone che esce a fondo. Intanto il primo cambio di mister Alemao, con Stefani che tocca il suo primo pallone di questa sfida. Dalla parte opposta invece è entrato Mattia Bonavera con la maglia numero 17, è proprio il 17 oggi Belluno, maglia arancio, pantaloncini granata, sarà Mattia Bonavera, il fratello Lorenzo, questa è la maglia numero 4, a battere il laterale per Dalla Libera, lungo direttamente tra le mani di un sicuro Bianchi che esce, rattiona il pallone, lo muove subito a sinistra per Filippo Bon, si accentra Bon, lo scarico per De Chiara, giro palla verso Stefani che non viene anticipato, Stefani dalla parte opposta, il break del Giorgione, Stefani la palla in mezzo per Celona che la deve soltanto spingere in rete sul secondo palo. 4:23, mette il naso avanti il Team Giorgione con Stefani che tocca il suo primo pallone, una staffilata mancina sul secondo palo che sbatte su un ben appostato Celona. Ecco, rivediamo subito il replay, aveva alzato la testa Stefani, pallone poi spinto con il sinistro anche da Celona, dunque è cambiato il risultato. Il vantaggio firmato da Alberto Celona, maglia numero 20 del Team Giorgione. Stefani recupera il pallone, Stefani la puntata, fermato a Bonavera, il pallone che resta di Bon, arriva da dietro Bon va sul fondo, si arresta dalla parte opposta per Celona, qui bravo Reolon ad uscire e a sventare la minaccia di un possibile bis al passivo. Stefani ancora a puntare, ci accentra il tiro destro, potente ma fuori. Intanto entra Dal Farra, anche Robinho stava per uscire, Bortolini, Del Farra tocca il suo primo pallone, viene però smorzato da De Chiara che tocca verso Celona che va da Bianchi alza la testa, il servizio per De Chiara, cambia lato verso Celona, De Chiara, pressione ora che si fa, il pallone che arriva a Bon anche con un pizzico di fortuna
Dal Farra cerca di tirare la maglia a Bonna, che aveva comunque scaricato già la palla per il compagno di squadra. Il tocco, l'ultimo è di De Chiara, secondo il signor Generoso Uva della sezione di Torino. Intanto salutiamo il capitano Marzio, che ha messo mi piace alle mie storie, nonostante la veneranda età di quasi 60, utilizza benissimo Instagram anche il capitano. Quindi tanto bravo dalla libera a proteggere il pallone, si è contento di una rimessa tra le battute da Robigno dietro per Reolon, che va proprio dal suo portiere dalla libera, avanza con il pallone sotto la suola, lo scambio con Robigno, dal Farra fa girare palla, la formazione del Belluno, che poi con il numero 17 Mattia Bonavera sbaglia e spreca, concedendo un corner. Se ne incarica la battuta capitano Tilal Ayoub, uscito dal campo. Bon a rifiatare, il 10 va a toccare il suo primo pallone di questa sfida. Dietro per Stefani, lo scambio cercato per Celona, non è preciso Stefani, intanto ancora cambi. Ecco l'esordio per quest'oggi di Leo Senna, che avanza subito nella metà campo avversaria e lascia l'incombenza della difesa a Stefani. Dalla libera per Vigne, pericolo, rischio, Vigne, bravo Stefani a recuperare il pallone, lo scambio con Leo Senna, che si gira al limite dell'area, palla la rivediamo che termina di poco a lato. Qui bravissimo Stefano a recuperare il pallone, a servire il suo compagno di squadra. Intanto dentro anche Simone Caccaro, vicinissimi ancora al raddoppio quelli del team Giorgione, per un Belluno che fatica ad uscire dalla propria area, dalla propria metà campo. Anche qui l'errore in disimpegno di ripartenza e palla regalata di fatto alla formazione di mister Alemao. Stefani, Leo Senna, lo scambio tra i due, Leo Senna fa partire Stefani che salta, una giocata, il numero 3 dal Farra, poi coraggio con una mossa da Karate Kid, la rivediamo, fantastico, qui Stefani, un calcio volante che termina di poco a lato. Stefani che ha regalato grandi emozioni qui, bravissimo Leo Senna di testa a girare per Bianchi, che rilancia lungo con la testa, il giocatore del Belluno fa ripartire, attenzione a Vigne, ed è bravissimo Alessandro Bianchi a controllare la traiettoria del pallone, la rivediamo, è stato bravo Vigne a lottare, a trovare lo spazio per aprire il mancino, che sbatte però sulle mani di Alessandro Bianchi, il numero 12 del team Giorgione. Qui la palla intanto indirizzata a Reolon, che termina a lato, e Leo Senna allora pronto a battere il lato, dietro per Stefani, che fa girare palla verso Tilal Ayoub, si accentra verso Leo Senna, avanti per Caccaro, spalla la porta, Caccaro si accentra, scarica dietro, non ci riesce perché arriva con la maglia numero 20, i pantaloncini col numero 10, Vigne, a mettere in fallo laterale. Già battuto, Leo Senna sbatte ancora su Gianmarco Vigne, Bianchi per Tilal Ayoub, cerca la profondità su Leo Senna, che però non arriva sul pallone, dunque saranno i bellunesi a ripartire con una rimessa laterale. Reolon per Vigne, va da dare libera, può toccare il pallone a 4 secondi di tempo, rilancio lungo, Bianchi fa buona guardia, dà indicazioni a Stefani di non toccare il pallone, proprio per Stefani tocca subito la sfera Bianchi. Leo Senna cambia lato verso Tilal Ayoub, movimento da aprire per Stefani, Caccaro qui, bravo Reolon, un 2 contro 1 ripartenza per i bellunesi. Reolon, il centrale respinto da Bianchi, allora la ripartenza non riuscita perché il passaggio non era preciso di Leo Senna. Intanto rivediamo la puntata con la punta destra di Reolon, bravo Bianchi a restare al centro della porta, a respingere la conclusione del numero 6 capitano bellunese. Palla per Dalla Libera avanza, Dalla Libera cercava sul secondo palo l'inserimento dal Farra, ci mette però un piede Tilal Ayoub, sventa la minaccia il capitano del Giorgione
12:05 da giocare, Robinho dietro per Reolon che fa girare palla sulla corsia di sinistra verso Vigne si accentra Dal Farra, va a pressare Tilal Ayoub, recupera pallone il Giorgione, Tilal Ayoub, gioco comodo per Leo Senna, Stefani riceve la testa della linea di metà campo, lo scambio a destra per Leo Senna che fa segno ai compagni di spostarsi, arretra Tilal Ayoub che si prende il pallone proprio a metà campo, lo scambio ancora con Leo Senna, l'imbucato avanti per Caccaro per la cosa di Leo Senna, il pallone resta lì perché arriva tra le mani di Dalla Libera, ottima la giocata del team Giorgione che resta comunque lì alto in modalità pressione. Dal Farra, maglia numero 3, pantaloncino numero 12 per il giocatore bellunese, la palla in mezzo, chiude però la diagonale Stefani che poi corre veloce a riposare. C'è il cambio con Vecchione, cambio anche, rientra Bortolin, entra anche Filippo Vettorel con la maglia numero 13. Corner, quando sarà trovato il pallone lo ha trovato il capitano Reolon dietro per Bortolini, Leo Senna lì ben appostato, Leo Senna, l'apertura per Vecchione in mezzo a un pallone per Leo Senna, ma c'è Reolon e poi è bravo, mi pare Vettorel. Per fortuna non siamo, attenzione, palla scordata per fortuna Andrea non siamo i giochi matematici perché quasi tutti hanno il pantaloncino con il numero diverso da quello che è la maglia, forse per far confusione a chi vi sta commentando questa partita. Dalla Libera, Reolon, troppo veloce Bortolini, Bianchi per Leo Senna, 10:24 ancora da giocare, Caccaro per Vecchione con giù il pallone, lo scambio con Leo Senna che va ancora davanti per Caccaro, Leo Senna in mezzo, non riesce a controllare il pallone, Lastro, il giocatore simbolo del Giorgione, quest'anno più di 20 gol segnati dal giocatore con la maglia numero 19 che protegge ancora il pallone, lo tiene vivo nella metà campo avversario, lo scambio ancora con Caccaro che vuole dare ancora il pallone in mezzo, Leo Senna però sbatte addosso a 3 avversari, il pallone che resta lì, Robinho si era quasi addormentato, arriva però un assist che è del clamoroso, intanto è rimasto a terra un giocatore del Belluno, toccato duro forse, non abbiamo visto, Robinho, almeno stando a quello che è il numero 7 del pantaloncino, confermato anche dal 7 della maglia, toccato probabilmente duro in modo involontario, esce zoppicando il numero 7 della formazione bellunese, probabilmente un Lopez nel caos. Leo Senna, Vecchione, Leo Senna, Reolon capisce tutto ma concede soltanto il fallo laterale, intanto Leo Senna manda segnali a Caccaro come proteggere il pallone, Vecchione fa ripartire il gioco, 9:35, siamo nella seconda parte di questo primo tempo che sorride al momento al team Giorgione, bravo Caccaro a girarsi, la conclusione Mancini che arriva però tra le mani, telefonata di Dalla Libera che rilancia lungo per Bortolini, bravo a mettere giù il pallone, c'è il corner però perché Vecchione tocca il pallone, lo rivediamo anche nel replay, poi un gesto di fair play tra Vecchione e Bortolini che si danno il 5. Corner dunque per la formazione di mister Giacomo Calvi, per il Belluno Bortolini, questa volta però è potente ma pecca di precisione la conclusione della distanza del numero 22 bellunese. Tilal Ayoub, Vecchione a dar solidità nelle retrovie, lo scambio con Leo Senna che va in mezzo a Tilal Ayoub, ancora Leo Senna, l'imbucata cercata per Tilal Ayoub, ancora Reolon, staccano vista, 11 minuti per lui, mi sembra, almeno vado a memoria, che non sia mai uscito dal
terreno di gioco. Leosenna intanto si allunga il pallone oltre la linea nera della Belbuté Arena, dunque rimessa per la formazione bellunese con Bortolini, Alessandro, dalla libera, buono a piazzare il pallone sul piede di Reolon, braccato da una doppia marcatura, Tilal Ayub arriva, Bianchi, bravo qui Cacro, lo scambio per Tilal, anzi era per Leosenna, poi Tilal Ayub non è riuscito a chiudere il triangolo, bene qui la difesa della formazione di mister Calvi. Tilal Ayub ancora possesso del Giorgione che insiste sul corsia di sinistra con Vecchione accentra dietro ma è impreciso, palla per Bianchi, Vecchione, Leosenna, un po' di confusione tra le maglie della difesa bellunese, si erano dimenticati Simone Caccaro, è arrivato comunque la maglia 17 Mattia Bonavera, mette in fallo laterale il tiro, la paratona di Dalla Libera, andiamo a rivedere, si è ritrovato lì il pallone all'ultimo sulla puntata mancina di Leosenna, gran risposta questa, quella del numero 23 bellunese, ancora vicini al bis quelli in maglia Team Giorgione, Vecchione, Caccaro per Leosenna, il pallone resta lì, Caccaro arpionato, non c'è il fallo, continua, c'è il time out intanto chiesto dal mister Calvi. Dunque il tecnico bellunese richiama a sé la sua squadra con Capitan Moreno Reolon in campo sin dal primo minuto. Salutiamo intanto le tifose d'eccezione di oggi, tutto bene? Siete felici per questa bellissima partita? Abbiamo la social media manager di Zona Futsal, Beatrice, che fa le locandine, vero Andrea? Zona Futsal in diretta giovedì alle 20:30, e c'è anche poi Melissa che è venuta qui per vedere se c'è qualcosa di interessante e non si parla soltanto di pallone. Non faccio nomi Zarantonello, i cognomi non li faccio. Ah scusa, l'ho fatto. Tornano in campo le squadre dopo il time out richiesto dal tecnico bellunese, la sirena, tra poco si ripartirà. Intanto con la maglia numero 11 in campo il giovane Mattia Priamo, che ha segnato un gol proprio nella gara di andata con il Belluno. Proprio Priamo va a guardare Reolon che scambia avanti per Dalla Libera, rischia Dalla Libera, non riesce ad indirizzare il pallone per il neo entrato Lorenzo Malosso, dunque potrà ripartire da casa sua Alessandro Bianchi. Lo scambio, tra l'altro attenzione, recupera il pallone Reolon, fermato però da Leosenna. Tra l'altro nei giorni scorsi il buon Alessandro Bianchi avrebbe compiuto gli anni, grande tifoso storico della Luparense, degli scudetti, dirigente poi anche della formazione patavina. Ciao Alessandro lassù. De Chiara, lo scambio proprio per Priamo che cambia lato verso Leosenna, non è preciso il 19 bianco-rosso, scambio ancora comunque con Priamo che viene fermato da Reolon, rimessa laterale Team Giorgione, se ne incaricherà della battuta Gianluca De Chiara quando mancano 7 minuti e 15 secondi al termine del primo tempo, con il team avanti 1-0 fin qui a decide Celona su invito al bacio di Stefani. De Chiara, l'apertura per Tilal Ayub, il capitano va a puntare la finta, palla per Leosenna, salta gli avversari, De Chiara, la piazzata mancina, ma arriva ancora bene a chiudere Dalla Libera, rivediamo la bella azione, era coperto qui Dalla Libera, si era spostato anche Priamo, e comunque corner per la squadra di casa.
Leosenna in mezzo, il pallone De Chiara sbatte su Reolon, pallone poi che De Chiara leggerisce dietro per Bianchi lancia direttamente sulla testa di Bortolini, che però non è preciso, aveva la possibilità anche forse di ragionare, si era disinteressato del pallone Leosenna. Bortolini però, per evitare problemi, ha respinto con la testa. De Chiara per Leosenna, capisce tutto quanto Malosso, poi è bravo a rinvenire Capitan Tilal, concede soltanto il fallo laterale pronto ad essere battuto da Mattia Bonavera per il suo capitano Reolon. Lo scambio prolungato del Belluno a chiamare in causa anche Manuel Dalla Libera, il portiere che va a rilanciare palla, c'è anche la deviazione allora di Bianchi, pericoloso questo destro, qui bravo Bianchi nonostante il disturbo di un compagno di squadra di un avversario a toccare quel tanto che basta il pallone. Già battuto il corner Reolon per il tiro del numero 16 Nicolò Lecis, qui in alto la porta è vuota, va a calciare Leosenna. Lecis era entrato per battere sugli sviluppi del corner, ben dotato probabilmente del tiro, lo è stato anche Dalla Libera che va a rilanciare comodo per Bortolini rilancia lungo direttamente dalle mani sicure di Bianchi, che muove subito il pallone per Bon, lo fa circolare a destra verso Leosenna, alza la testa il 19, lo scambio con Priamo che torna ancora dal suo compagno più esperto Leosenna, l'imbucata per Bon e ancora Dalla Libera, autore fin qui di un paio di interventi decisivi. Lo rivediamo, l'ultimo che era stato bravo Bon con il corpo ad eludere l'intervento di Bortolini, il laterale proprio battuto del 22 per Reolon, ancora Bortolini, Reolon, l'imbucata avanti per Malosso che non ha lo spazio per girarsi, lo scambio allora per Bortolini a cambiare lato, non riesce però Bonavera ad allungare il pallone verso Bortolini, la difesa comunque del team Giorgione scaraventa lontano il pallone. Reolon va direttamente dal cronometrista, il signor Nicolò Stocco di Treviso, presa comoda per il direttore di gara trevigiano che oggi si occupa del cronometro qui nella sempre bellissima Belmonte Arena. Bene Leosenna per Bon che cambia il lato verso Priamo, un pallone che attraversa, taglia tutta l'area, non trova però la deviazione vincente sul secondo palo del giovane under con il numero 11 Mattia Priamo. Sarà comunque fallo laterale, già battuto per Reolon, lontano, rilancia lungo Bonavera ma di fatto regala il pallone ai Patavini che possono ripartire nella metà campo avversaria con De Chiara proprio a puntare Bonavera, De Chiara sul fondo, De Chiara mette in mezzo un pallone direttamente nelle mani di Dalla Libera, riparte in velocità ma è tanto veloce, attenzione a Vigna, il tiro cross sul secondo palo, è altrettanto veloce il recupero della difesa Patavina. Leosenna intanto 4,50 da giocare, Leosenna, Reolon capisce tutto quanto, Reolon sbatte, Vigne il tiro, palla che termina di poco alta sopra la traversa, non ha fatto paura comunque la formazione bellunese di mister Giacomo Calvi che vuole raddrizzare la partita, intanto pronto ad entrare anche Yaka Lacru che veste la maglia numero 3 di Naim Mufaddal assieme a De Genere oggi in tribuna, cerca di contenere le energie da spendere mister Alemão. Intanto è rientrato Riccardo Del Farra, proprio il pallone toccato lì da Robinho che si è ristabilito dopo il colpo Lopez subito una manciata di minuti fa. Reolon proprio per Robinho l'imbucata per Vigna a girare per Del Farra, era buona l'iniziativa e qui intanto ecco che entra la Cru proprio al posto di Priamo, resta con un giovane in campo mister Alemão. Pronto Filippo Bon a
fa ripartire il gioco, dietro per Bianchi, Bon ancora, 4 minuti a giocare, palla per la Cru che la protegge, recupera però la difesa del Belluno, Reolon dietro per Dalla Libera, il portiere vuole il movimento dei compagni, Robinho si è mosso in modo inappropriato secondo il portiere bellunese, allora Bianchi, il collega, estremo difensore del Giorgione, ha fatto ripartire il gioco. Oggi Bianchi, ricordiamo, sostituisce Andrea Bastini, turno di riposo per il portiere del piede dolce Andrea Bastini. La Cru intanto, Vigne, bene per Reolon, ma è sontuoso Bianchi, poi arriva anche l'aiuto di La Cru, gran parata, la rivediamo, quella di Bianchi che copre bene lo specchio di porta, esce nel momento giusto e tiene salva la propria porta. 1-0 sempre per il Giordone, meno di 3:30, 3:25 ora da giocare. Bon, lo scambio con Senna, Bon si beve mezzo campo in mezzo per la Cru, Reolon protegge il pallone, cerca di scodellarlo lontano, dà fastidio la Cru, Reolon costretto a dare direttamente dalle parti di Bianchi che fa uscire il pallone. Alza la testa, il movimento rasoterra della palla per Leosenna che mette giù sulle corsie laterali di destra, il pallone va a puntare a Reolon, Leosenna poi da dietro per De Chiara che fa girare a sinistra verso Bon, la Cru si prende il pallone al centro del campo, Leosenna, ancora Leosenna per Bon, 2:50 al riposo, Giorgione avanti 1-0, De Chiara salta il numero 20 Vigne, non riesce però a saltare Reolon che protegge il pallone, si prende un fallo laterale. Out per la canottiera, già battuto, Robinho profondo, bravo Bianchi ad uscire a prendersi il pallone, ad addolcirlo a sinistra per La Cru che va dietro da Vecchione, movimento di Senna, Vecchione però regala il pallone ad Alfarra, Vigne a calciare il sinistro, respinto da Bianchi, poi calcia lontano Gianluca De Chiara direttamente dalle parti dalla Libera che muove subito la sfera per Robinho. Reolon, Vigne ancora, questa è la nostra postazione, Vigne si accentra, scarica dietro per Reolon, il capitano del Belluno, cambia il lato, non si intendono però Vigne e il compagno di squadra, La Cru, senza pensieri, La Cru cercava di puntare l'avversario, poi da dietro a Vecchione, Leosegna per Vecchione, il tacco da leggere dietro per De Chiara, ancora Leosenna per Vecchione che protegge la sfera, la scarica dietro per La Cru che fa girare in mezzo a De Chiara, non perfetto De Chiara, riesce comunque a mantenere il possesso per il Giorgione, 1:30, 90 secondi con Leosenna che cerca di andare sul fondo, si prende un fallo laterale, l'ultimo a toccare è stato Riccardo Dalfarra, intanto rientra Malosso per la formazione di mister Giacomo Calvi, ultima in fatto di gol fatti, soltanto 42, ma è terza miglior difesa del girone con soltanto 58 gol subiti. Qui intanto c'è una deviazione sul tiro della distanza di Vecchione, dunque ci sarà un nuovo corner per la formazione di Alemao. Mister Alemao in piedi che dialoga con Thomas Bragagnolo, a lungo tecnico del team Giorgione, palla scodellata in mezzo, c'è una deviazione con la testa di Robinho, dunque laterale, pronto Vecchione a distribuire dietro per Leosenna, La Cru fermato da Malosso con forza, ma poi arriva Senna, ancora attenzione Malosso, Robinho sul secondo palo, Dalfarra si divora. Una chiara occasione da rete, era stato fortunato il Belluno a vincere un impallo, qua bravo Robinho a salire sul secondo palo Dalfarra che non ha trovato però lo specchio di porta, la più grande occasione questa per il Belluno di trovare la via del pari quando manca meno di un minuto. Vecchione sulla pressione avversaria, cercava l'imbucata per De Chiara, Robinho capisce tutto, fa ripartire Robinho, arriva però Vecchione che tocca il pallone con la punta del piede. I direttori di gara avevano dato una rimessa dal fondo
poi però è arrivato, attenzione, è rientrato Licis, è arrivato la decisione di dare il calcio d'angolo, infatti mi sembrava fosse stato proprio Vecchione a respingere il tiro, non perfetto il Belluno. Intanto c'è il primo fallo di questo primo tempo, quando mancano 39 secondi lo rivediamo, sì, qui l'intervento scomposto di Vecchione, intanto rientra Bortolini, rientra anche Bonavera per questa punizione, partita fin qui corretta, lo dice appunto anche il fatto che il primo fallo sia arrivato nei secondi finali di questo primo tempo. Il fischio, la punizione per il Belluno con Bonavera, Bianchi però dice di no e poi De Chiara spara alto, ancora intervento preciso del giovane Alessandro Bianchi. Robinho per Reolon, costruito da dietro per dare la libera che lancia lontano direttamente dalle parti di Bianchi, che arpiona il pallone, muove subito per Leosenna sulla corsia di destra, Leosenna lo spazio di accentrarsi, lo scarico per la Cru che muove dalla parte opposta verso De Chiara, 15 secondi nel finale, il tiro intanto di De Chiara, Mancino che dà fastidio dalla libera, che smanaccia alto il pallone, Vecchione per Leosenna, la Cru, Leosenna, 10 secondi, Leosenna, la Cru arretra il Team Giorgione, 5 secondi ancora da giocare, la Cru con Leosenna che imbecca proprio per la Cru, mentre arriva la sirena, era arrivata comunque anche la risposta di Manuel Dalla Libera che aveva salvato anche questa. Dunque si va a riposo con il Team Giorgione avanti 1-0, fin qui la decide il gol di Alberto Celona. Tra una decina di minuti di secondo tempo con il vostro test e Andrea Di Giambattista alla regia per Futsal Veneto TV. Zona Futsal giovedì alle 20:30. Basta.
pronti per vivere il secondo tempo di Team Giorgione, Canottieri Belluno, penultima giornata di regular season. Ovviamente il girone di ritorno con il team che parte dal centro del campo con il numero 20 Alberto Celona, autore del gol che fin qui decide l'incontro. Proprio Celona servito da Stefani, nell'azione protagonisti entrambi con l'assist del numero 2 biancorosso che muove avanti per Celona, braccato da Reolon. Celona non riesce a tenere il pallone in campo, dunque rimessa laterale per la squadra di mister Giacomo Calvi, che non ha sicuramente sfigurato. Non si sono viste le differenze di classifica, va detto comunque che mister Alemao ha lasciato fuori Pinato Celona il pallone che gli è stato regalato dall'errore di Dalla Libera, poi il mancino che rivediamo fuori di un nulla. Non è intervenuto comunque Reolon con la testa, stavamo dicendo qui tanto ancora palla regalata al team Giorgione. Celona Dalla Libera lo piona, lo tiene comodo tra le sue mani e rilancia lungo direttamente alle parti di Alessandro Bianchi. Buona prova per il numero 12 biancorosso. Bon dichiara Stefani Bon, allunga il pallone ma capisce il numero 17 Mattia Bonavera che mette in fallo laterale, pronto a battere l'out Filippo Bon, l'ex giocatore del Montegrappa. Dietro facile per Stefani che cambia il lato, Stefani poi recupera il pallone, il golasso di Nicolas Stefani che recupera palla a metà campo, poi fa partire un siluro che nulla c'entra con quelli che purtroppo stiamo vedendo altrove. Lo rivediamo, recupera il pallone, un destro che si infila proprio sotto l'incrocio dei pali. Gran gol di Nicolas Stefani che mette il bis, ancora Stefani per Bon si sposta, Bon la giocata in mezzo per Celona, recupera ancora il pallone però Dalla Libera, il portiere del Belluno, movimenti compagni, serve per Bortolini, gran gol di Nicolas Stefani. Quando rivediamo l'azione precedente ci ha messo un piede Reolon per dare aiuto al suo portiere che oggi veste la maglia numero 23. In qualche frangente è entrato anche Nicolò Lecis, è andato il tiro fuori di poco. Qualche errore di troppo in fase difensivo per il Belluno che ha la terza miglior difesa del girone, ma oggi ha già subito 2 gol, quindi tanto Bianchi si prende il pallone e lo serve comodo per Stefani. Un Belluno che però non riesce a segnare, il peggior attacco del girone bicadetto, l'abbiamo detto anche in apertura, soltanto 42 gol fatti, con i 2 subiti è salito a quota 60 invece nella classifica di gol alle spalle dei propri portieri. Bon per Stefani allunga il pallone, un mancino che sbatte sul lato B di Alessandro Bortolini, ricordiamo il fratello squalificato per una giornata. Mister Alemao invece deve fare i conti con l'assenza forzata di Rosca, convocato dalla nazionale della Moldavia. In tribuna ci sono anche degeneri e Naim Mufadal, campionato che la prossima settimana si fermerà per le Final 8 di Coppa Italia Cadette, la lunga settimana marchigiana dove saranno tutti i campionati in campo, e ritornerà con l'ultima giornata regular season il 28 di marzo. Non era fallo, dunque ravvisato. Il giocatore Robinho voleva battere una punizione, invece era stato semplice fallo laterale. Allora va a risistemare lo 0 nella casella del Giorgione il cronometrista, il signor Nicolò Stocco di Treviso. 2:30 intanto, 2-0 Giorgione. Dicevamo appunto che il 28 di marzo sarà l'ultima giornata di regular season, poi spazio ai playoff con il Giorgione che andrà a Castelfranco ospite del Futsal Giorgione di mister Simonato, mentre
per il Belluno. Si chiuderà la regular season tra le mura amiche contro la Futsal Atesina. Qui bene Robigno per Reolon, è un passaggio telefonato per Bianchi, che poi non ha fretta di fare ripartire l'azione di giochi, fa ripartire la Celona che regala il pallone a Reolon. Bortolini fermato da De Chiara. C'è però il fallo secondo il signor Uva di Torino. Andiamo a rivedere l'intervento giudicato falloso, non si è visto benissimo perché c'erano anche le gambe di Celona, quindi intanto l'errore in precedenza di Reolon poteva sicuramente fare qualcosa di meglio, anche se va detto arrivava da una corsa tutta fiato. Punizione la prima di questa ripresa. Abbiamo aspettato 19 minuti e 20 secondi nel primo tempo per vedere una punizione, qui invece molto meno, 3 minuti e 3 secondi sul cronometro. Robigno pronto a battere, Robigno lascia a Bortolini, il mancino che non sorprende, lo rivediamo subito nel replay. Alessandro Bianchi che respinge in fallo laterale, già battuto da Reolon per Bortolini che arriva a calciare in corsa, il pallone però si perde dietro gli stendardi biancorossi della Belbotea Arena che l'11-12 aprile tornerà ad essere protagonista con le Final Four di Coppa Veneto di C2 Serie D, grande spettacolo. C2 che in settimana decreterà le semifinalisti, invece si conoscono già i nomi delle finaliste, semifinaliste della Serie D. De Chiara fermato da Bortolini, c'è comunque il laterale per la squadra di casa. Si fanno sentire qui alla mia sinistra i tifosi bellunesi che ci credono ancora e fanno bene, vista la prova dei propri beniamini. Qui intanto il pallone sfugge fuori, poi Reolon cerca di allungarlo. Bon andrà invece a battere il fallo laterale. Andiamo anche ad osservare gli altri risultati, gli altri campi. Celoni intanto protegge il pallone, lo scambio per Stefani, c'è comunque una deviazione pro Team Giorgione, dunque fallo laterale per la squadra di casa. Risultati che al momento favorirebbero il Giorgione che già sicuro del secondo posto, con l'Eagles Futsal che ha scavalcato al momento il Verona in quinta posizione, invariato invece ovviamente il terzo posto del Marco Polo sul Futsal Atesina. In coda invece per il Belluno, attenzione perché si avvicina lo Jesolo che sta pareggiando con il Trento, uno Jesolo che cerca i 3 punti in casa dei trentini, in una sfida comunque pari classifica. In caso di vittoria una delle due potrebbe agganciare, se così finisse la sfida, proprio al quart'ultimo posto della formazione di mister Giacomo Calvi, che attacca con Robigno in 2 tempi. Bianchi anche 3 dice di no, prende il pallone, lo rilancia a lungo, però tra i piedi di Reolon che viene fermato in modo pulito da Celona, che è intervenuto da dietro ma ha colpito il pallone. Ci sono gli applausi di Vecchione in panchina, volevano una spinta non ravvisata dal signor Carrer della sezione di Cuneo. Celona, lo scambio con De Chiara per Celona, il pallone però viene spintato per De Bon in mezzo per Celona, poi bravissimo Bortolini da terra a mettere in fallo laterale, ancora a richiamare l'attenzione del direttore di gara il capitano Reolon. Non ho visto il replay, intanto è entrato Simone Caccaro, scambio tra i giovani pivot Caccaro e Celona. Stefano prende il pallone, lo riceve però Bianchi che calcia lontano direttamente in fallo laterale, qualche metro prima che il pallone esca dalla linea corta del campo, alle spalle di Dalla Libera che si defila per questo laterale, riceve proprio il pallone dal numero 17 Mattia Bonavera. Dalla Libera un destro che termina però fuori, serie di cambi intanto per mister Alemao che mette dentro capitanti la Jubile, Ossenna e Vecchione. Hanno entrato in precedenza, l'abbiamo già detto, Simone Caccaro
14-35 proprio Caccaro ad prendersi il pallone, lo protegge, lo scarica dietro per Leossena che gira subito per tirare Ayub, imbucata avanti per Vecchione che torna dal suo capitano, lo scambio per Leossena, Caccaro protegge il pallone, Caccaro, lo scambio per Tilal, vuole il movimento mister Alemao, Tilal non è preciso, viene però fermato Bortolini ancora da Tilal, Vecchione, bravo Bortolini a recuperare, la sfera resta lì con Bonavera che fa scattare il contropiede ma si difende in modo impeccabile la retroguardia del Giorgione, Tilal per Leossena, trattenuto Tilal Ayub, non ravvisato dal signor Uva, questo sembra aver detto il capitano Giorgione, palla per Vecchione, respinge la difesa, qui c'è il fallo di Tilal Ayub che è entrato in modo sgarbato, in netto ritardo su Mattia Bonavera, secondo fallo di questa ripresa, battuta da Reolon per il rientrante Riccardo Del Farra, Reolon in movimento avanti, qui bravo Bianchi ad uscire a prendersi il pallone, lo scambio subito per Leossena che va comodo dietro da Vecchione, giro palla con Tilal Ayub che supera la linea di metà campo, l'imbucata avanti per Caccaro che cercava il movimento del compagno, c'è una deviazione laterale del Belluno, il pallone era già uscito, voleva battere la rimessa capitano Tilal Ayub, il signor Uva però ha ovviamente giustamente anche preso la decisione di assegnare la rimessa alla formazione ospite, qui in la girata dalla libera lungo per Malosso che protegge il pallone, serve per Del Farra che spara un destro in corsa alto, buona l'idea, non perfetta la conclusione che rivediamo. Caccaro lotta dalla libera, si fa vedere anche Leossena che commette fallo, è andato a dar fastidio a dalla libera, palla poi che era stata salvata con una mossa, un calcio volante di Malosso. Terzo fallo Giorgione, 12:55 sul cronometro del Botea Arena in questa penultima giornata di regular season. Dalla libera prende il pallone, lo rilancia lungo verso Malosso, Vecchione fa buona guardia, di testa a respinge, recupera però Vigne, braccato a Tilal Ayub, gran giocata quella di Vigne, poi è bravo a recuperare Vecchione, concede soltanto il fallo laterale con Del Farra che lo batte dietro per Reolon, giro palla, Senna va a puntare l'avversario, Tilal Ayub si prende il pallone, Leossena il pallone poi che sfila sotto le gambe di Leossena, si arrabbia Tilal Ayub, voleva un fallo ai suoi danni, non aveva ravvisato però il signor Uva di Torino, allora si torna a giocare con dalla libera, alto tra le mani comode di Bianchi che era indisturbato a prendersi il pallone, Tilal Ayub, Leossena, giro palla a Vecchione, gioca un tocco il Giorgione, avanza ora la formazione di mister Alemao, palla per Caccaro, si gira Caccaro, cerca di mettere in mezzo un pallone, insiste Reolon, può uscire allora il Belluno con Malosso, fermato però dall'incursione difensiva di Tilal Ayub, l'apertura per Vecchione di Leossena, capisce tutto quanto, Del Farra dà fastidio nelle tempistiche al giocatore del Giorgione, che è un Giorgione che è ancora in possesso nella metacampo avversaria, con Leossena che apre sulla sinistra per Vecchione che torna ad accentrare la sfera verso il numero 19 del Giorgione, l'imbucata per Caccaro, lo schema non riuscito, il Bellone allora che può uscire con Vigne, si fa vedere Malosso, arriva però Tilal Ayub a mettere in fallo laterale. Scoccano le ore 16:0 primi, mancano 11 minuti e 25, partita che sta volando con il Giorgione tranquillo avanti di 2 reti, ottima qui la palla, più che altro l'idea di Reolon a scavalcare la difesa avversaria con Del Farra però che non è potuto
arrivare sul pallone, terminato abbondantemente fuori campo. Intanto recupera il pallone Malosso, che lo distribuisce dietro per Dalla Libera per Malosso a sinistra, la pressione di Stefani a costringere Malosso a calciare lontano. Intanto si strattonano Vigne e Tilal Ayoub. Vigne scarica bene per Dal Fara, il movimento di un compagno della parte opposta, Reolon che arriva con un piattone destro fuori misura. Un tiro dritto per dritto di Reolon che non riesce ad indirizzare la sfera alle spalle di Bianchi. Alessandro Bianchi fin qui perfetto. Intanto è deviato il pallone di Leo Senna, dunque fallo laterale per la squadra di casa, con gli ospiti che tornano a mettere in campo Robinho al posto di Vigne. Tilal Ayoub dietro per Stefani, fa possesso e fa trascorrere i secondi la formazione di Alemao. Palla per Leo Senna sul servizio pivot di Caccaro. Leo Senna questa volta non inquadrare lo specchio di porta, con Dalla Libera che ha già mosso per Malosso. Robinho, Malosso, il pallone resta lì per Robinho. Reolon mai uscito dal campo, il capitano del Belluno. Malosso, intervento di Tilal Ayoub che si prende il cartellino giallo, quarto fallo, lo rivediamo. Sì, un intervento duro quello del capitano del Giorgione. 10 minuti 17 da giocare, quarto fallo e primo cartellino giallo di questa partita, con Tilal Ayoub ammonito dal signor Alessandro Carrer della sezione di Cuneo. Il signor Carrer che ora va a contare i passi per la distanza, dove Mattia Priamo, il giovane maglia numero 11, si apposta per difendere la porta, con indicazione di Alessandro Bianchi tra i pali. Reolon, il tiro di Reolon, il capitano imprime tutta la potenza che può sul pallone, ma non riesce a indirizzarlo alle spalle di Bianchi, che muove per Leo Senna. La pressione del Senna scarica bene per Tilal Ayoub, pressione ancora alta del Belluno. Leo Senna, l'imbucato avanti per Priamo che cercava di mettere in mezzo il pallone per Stefani. Dalla Libera, il movimento per Robinho, qui recupera per qualche istante Priamo che mette in una fallo laterale sul tiro passaggio di Riccardo Dal Fara. Canottieri guadagna metri, si porta nella metà campo avversaria, ancora un fallo laterale sull'ultimo tocco di Leo Senna. Robinho per Reolon, gira a sinistra verso Dal Fara, il movimento di Malosso, un blocco di Malosso tutto regolare, quindi bravo Bianchi ad uscire. Tilal Ayoub di prepotenza avanza per approfittare della superiorità numerica, ma è brava la difesa del Belluno quando mancano 9 minuti e 30 a ricompattarsi nella propria metà campo. Priamo, Stefani, Tilal Ayoub fa girare palla la squadra di mister Alemao, con una che sfida a Bianchi, costretto a rilanciare lontano un pallone che termina alto, mentre intanto rientra Bortolini, rientra anche Bon, rientra anche il numero 17 Mattia Bonavera. Nell'errore del cambio Reolon ha servito il compagno sbagliato, perché Malosso stava uscendo dal campo a rifiatare, dunque spreca un'occasione di possibile pericolo. La formazione bellunese che torna a difendersi a maglie strette sul nuovo tentativo della squadra di mister Alemao. Leo Senna, Bon nella propria metà campo, Bon scambia a sinistra per Leo Senna che trova in mezzo Priamo di testa, bravo Bon a recuperare comunque il pallone prima che esca a servire dalla parte opposta a Leo Senna a puntare, a cercare il mancino, riparte Robinho si accentra, Robinho, il tiro ma è preciso Bianchi. Ci sono gli applausi anche di Lorenzo Spicci, vicepresidente del team Giorgione, che applaude l'ottima parata che avete rivisto nel tempestivo replay di Andrea Di Giambattista. Reolon vince un impallo, lo scarico dietro per Bortolini. Bortolini, ancora Priamo, tiene vivo il pallone, no, la sfera esce oltre la linea nera, dunque sarà la formazione bellunese a ripartire con un laterale
Robinho, 8,25, che mano in causa anche ancora dalla libera, lungo della libera, direttamente tra le mani di Bianchi, in due tempi dici di no. Leo Senna, lo scambio con Primo, bravo ad uscire ad eludere l'intervento di Robinho. Stefani, chiama in causa anche Bon, che trova lo spazio per Leo Senna, che torna a dare dietro per Bon, ultimo di movimento per il Team Giorgione in questo momento il numero 8, oggi in maglia bianca. Stefani, spalle alla porta, dietro per Mattia Priamo, che fa girare lato al pallone, lo scambio, il triangolo, non riuscito Bortolini, bravo Stefani, Bon, recuperare il pallone, Leo Senna, scarica sul primo palo, ma difende molto bene la sua portamano e dalla libera, lo rivediamo, senza le mani questa volta dalla libera, comunque respinge la conclusione del numero 19 del team. Stefani per Leo Senna, raso terra tra le mani di dalla libera, che apre subito a destra per Robinho prolunga avanti verso Alessandro Bortolini si accentra, Bortolini chiama in causa Robinho, che va ad armare il mancino, non trova lo spazio per calciare, Bortolini, giro palla, Reolon, Bortolini si porta sulla destra, rischia, poi regala il pallone a Bianchi. 7-16 da giocare dalla parte opposta, subito con Leo Senna che vuole la superiorità numerica. Leo Senna lo scambio con Priamo, va dietro per Bon. Stefani fa girare palla, ora la formazione di mister Alemao, che fa anche trascorrere i secondi, meno di 7 minuti. Mister Alemao pronto a far entrare 4 giocatori di movimento, tanto Reolon, tiro fuori di poco del numero 6 bellunese. De Chiara, Leo Senna, Bon, ancora Leo Senna, deve fare qualcosa di più il belluno se vuole cercare di rimettere in partita i suoi colori. Ha avuto le occasioni, ha trovato un Bianchi in ottima forma quest'oggi, ma attenzione, palla per Bortolini, fermato da Priamo. Questo probabilmente era il fallo più evidente di questa sfida. Tanto c'è il time out del belluno. Vista da qui in presa diretta, Bortolini si era fermato appunto per ricevere il fallo. Era un fallo grande come una casa, non ravvisato. Si arrabbia sì Bortolini. Possiamo rivederlo questo fallo, Andrea? Se ce lo fai rivedere giusto per, ma insomma da qui sembrava grande come una villa di Beverly Hills, perché d'esperienza Bortolini, nonostante la giovane età, lo rivediamo, si è messo davanti al corpo, Priamo si è disinteressato e si è scaraventato addosso a Bortolini, ma per il signor Uva, che non è stato generoso, di nome fa proprio generoso, il fallo non c'era. Avrà visto sicuramente meglio lui, però da qui insomma sembrava che il fallo fosse netto e lì hanno anche rischiato perché Giorgione, ricordiamo, ha già commesso 4 falli. Fin qui partita immacolata per la squadra di mister Giacomo Calvi, che in 33 minuti e 46 secondi non ha ancora commesso un fallo. Resta con Dalla Libera in campo mister Calvi, Dalla Libera che comunque ha dimostrato di saper giocare con i piedi, pronto però, eccolo lì, Del Farra, con la maglia numero 3, ad entrare in campo al posto del suo compagno di squadra che fa proprio di ruolo il portiere. Tanto Bortolini concede il pallone nuovamente al team Giorgione, che ripartirà dall'area di Alessandro Bianchi. 6 minuti e spiccioli. De Chiara, pressione ora ovviamente del belluno, che non può più permettersi di perdere altro tempo. Celone intanto rientrato, proprio Bortolini tocca in fallo laterale. Torniamo ad aggiornare i risultati in real time. Vecchione per Celona, lotta Reolon, si strattonano le maglie, Reolon mette in fallo laterale. Attenzione perché lo Jesolo è passato in vantaggio a Trento e dunque Jesolo che aggancerebbe a quota 19 proprio il belluno, con il Trento
che resta a 16. Celona cercava la giocata, capisce tutto quanto è Belluno. Bortolini, la riapre Alessandro Bortolini a 5:37 dal gong. Grande azione questa della formazione bellunese, 3 passaggi a tagliare la Belmonte Arena e nell'ultimo taglio Bortolini, che andiamo a rivedere, eccolo qua, quasi in spaccata sull'uscita di Bianchi, va a mettere alle spalle del giovane portiere Pattavino. 2-1, 5:37, c'è ancora spazio per altre emozioni sicuramente in questo finale di match. Ricordiamo la penultima di regular season del girone B cadetto. Celona, spalle alla porta, protegge il pallone Reolon e glielo porta via, recupera ancora Celona che rischia di commettere fallo, poi si ferma, possesso con Robinho, l'apertura cercata per Reolon che deve essere leggermente stanco, qualche minutino sulle gambe del capitano bellunese. De Chiara, Vecchione, rilancia lungo per Celona che tocca di testa, la palla termina tra le mani della libera che rilancia lungo per Bortolini, arriva anche De Chiara in aiuto a Vecchione, De Chiara recupera proprio lui il pallone, nella parte opposta c'è libero la Cru, Celona protegge il pallone, serve proprio il numero 3, numero di Neima Mufadalla oggi in tribuna. La Cru cerca sul fondo, la Cru, la giocata, tiene vivo il pallone che forse era uscito, no, un pallone che è sfilato all'interno dell'area, gran giocata quella del numero 3 Yaha Lacroix. Qui intanto c'è sempre Del Farro pronto ad entrare in gioco, dalla libera intanto il portiere del Belluno, ottimo, ma un tiro che però è telefonato dalle mani di Bianchi che rilancia lungo verso De Chiara con il petto, addomestica il pallone, lo tiene vivo in possesso per i suoi. De Chiara l'apertura per Vecchione, arriva ancora Bortolini, Vecchione ancora, intervento pulito di Bortolini che ha rischiato di commettere anche fallo. La Cru, spettacolare il recupero di La Cru sul fondo, poi forse è lui a toccare per ultimo il pallone, sarà forse corner, no sì è corner, gran giocata di La Cru ai 4 secondi di tempo per giocare il corner, palla per De Chiara che arriva con il mancino in corsa, spara alto il pallone, 4 minuti e 8 secondi da giocare, un finale denso di emotion per questa sfida. Dalla libera, lungo direttamente dalle parti di Bianchi che prende il pallone prima che lo tocchi Vigni e fa ripartire subito l'azione per De Chiara, l'apertura verso Celona con il collo quasi, poi arriva Reolon a mettere in fallo laterale, ringrazia il numero 20 Celona, laterale con la Cru che batte dietro per De Chiara, 3,50 De Chiara, si porta il pallone sul mancino, il pallone che resta lì, bravo dalla libera a respingere il pericolo, poi De Chiara in fallo laterale, volevano una mano ma la mano era molto attaccata dai corpi, intanto ecco il cambio dalla libera per dalla libera Reolon, c'è il portiere qui libero, per fortuna il mancino di Reolon non arriva a destinazione, si erano persi dal Farra quelli del team Giorgione, mentre rientra Bon a dare tranquillità alla manovra della formazione di mister Alemao che è pronto a far rimettere dentro anche Leo Senna e Nicolas Stefani. Per Stefani fin qui diciamo MVP con un assist e un gol dalla libera, intanto protegge il pallone, ancora possesso per la squadra ospite, è rientrato Leo Senna a dare ordine, non è preciso il Belluno, intanto torna, stava per tornare fuori il Vecchione, Stefani però non ha visto il cambio, resta ancora in campo, andrà Vecchione, qualche problemino fisico però in questa stagione superato alla grande, costanza e minutaggio e anche qualche gol per il 4 biancorosso che saprà dare il suo contributo in questa seconda parte di stagione con i playoff che scatteranno l'11 aprile in trasferta. Giorgione che visto il suo secondo posto intanto mette dentro una formazione molto difensiva
che comunque può offendere, visto che i migliori marcatori sono proprio Leo Senna e Nicola Stefani per la formazione di mister Alemao. Proprio Senna cerca dietro palla per Stefani, il pallone è toccato dal giocatore del Belluno, dunque la rimessa laterale è per la squadra di casa, 2,50. Leo Senna chiede comunque il movimento ai compagni di squadra. Leo Senna, la giocata, il pallone che esce, c'è il corner, pressione ora con Dal Farra, uomo in più, rientra anche Bortolini, autore del gol, che ha riaperto questa sfida. Dal Farra, Reolon, movimento palla ancora per Dal Farra che va sul fondo verso Malosso, braccato, deve dare dietro a Reolon che avanza, lo scambio per Bortolini, ancora Reolon, 2,30, Malosso mette il pallone sul destro, serve Reolon, serve maggior velocità però nella manovra bellunese se vogliono cercare di trovare la via del pari, quando mancano 2 minuti e 15 secondi. Bortolini dietro ancora per Reolon, lo scarico per Malosso che torna ancora dal suo capitano in posizione centrale, il 6, lo scambio per Bortolini. Reolon sta per entrare negli ultimi 2 minuti di gioco, palla in fondo per Dal Farra, Vecchione mette in laterale già battuto per Malosso, meno di 2 alla fine, meno di 120 secondi, 110 per la precisione in questo momento. Malosso, Reolon, Robinho, Bortolini, la puntata, ma bravissimo Bianchi a proteggere il palo, rivediamo subito, era stato bravo Bortolini ad aprirsi lo spazio per calciare, Bianchi però ha protetto bene il palo di competenza. Reolon, Dal Farra, ancora per Reolon, Dal Farra, 1,30, mister Calvi è lì in piedi che non trattiene la tensione per una partita che vuole rimettere in piedi nonostante manchino pochi secondi prima del gong finale, con il Giorgione che si difende molto bene in questa circostanza. Robinho fermato, poi il tiro di Vecchione sbatte su Leo Senna, riconquista la sfera proprio a metà campo Reolon, supera la linea di mezzadria. Bortolini sul secondo palo, il pallone che resta lì e Bianchi è spettacolare, Bianchi è spettacolare, Bianchi spettacolare, Bianchi, ma cosa ha fatto Bianchi? Sarà da vedere e rivedere la doppia, tripla, quadrupla parata. C'è intanto il time out di mister Alemao, mi fai rivedere le paratone di Bianchi, me le sono già dimenticate. No, aspetta, cos'è successo? No, non c'è il time out, allora ci sono 5 secondi ancora da giocare. Vabbè, strepitoso Bianchi che ha salvato 3-4 volte la sua squadra. Stefani di testa da Robinho, recupera il pallone, lo scarica dietro per Reolon, 45 secondi ancora da giocare. Robinho, Bortolini in scivolata, Stefani protegge la propria area, ancora Bortolini a rimettere dentro il pallone per Robinho. Dal Farra, Reolon, 35, l'errore qui di Dal Farra, allora torneranno in campo dalla libera, mentre mister Alemao chiama il time out. Mi fai vedere le paratone di Bianchi perché meritano di essere viste e riviste. Non questa, l'ultima lì che ne deve aver parate 7-8, eccolo qua, qui il pallone resta lì, la parata, cioè sembrava un flipper senza aver usato la monetina. Bravissimo qui Alessandro Bianchi che ha detto di no più volte. 33 secondi ancora da giocare, andiamo a refreshare i punteggi del girone B cadetto, con lo Jesolo che sta vincendo a Trento 1-0, il Bubi Merano che sta vincendo 6-3 in casa del New Team Legnano, secco 6-0 al momento del Futsal Marco Polo sul Verona che
deve guardarsi alle spalle dall'Eagles Futsal. In questo momento sono pari, la formazione Cividale è pari con il Verona perché l'Eagles Futsal sta impattando 3-3 con la Futsal Atesina, dunque insomma ancora da capire. Serviranno gli ultimi 40 minuti in programma il 28 di marzo per conoscere gli abbinamenti di play-out, ma soprattutto nel caso del team Giorgione dei play-off. Giorgione che è sicuro del secondo posto, deve soltanto capire se giocherà contro Verona o Eagles Futsal. In casa team Giorgione una vale l'altra, l'importante è comunque essere presenti ai play-off come lo sono sicuramente anche Futsal Marco Polo e Futsal Atesina, che si giocheranno la seconda semifinale. 28 secondi ancora da giocare dalla libera per Bortolini. Leo Senna, bravo dalla libera con il corpo a coprire il pallone. Leo Senna è arrivato come un gatto in tangenziale a prendersi il pallone sulla corsia di sinistra, vuole finire in attacco il team Giorgione, palla in mezzo, ribattuta fuori da Robigno. Ancora poche possibilità, 20 secondi, vedremo come andrà a giocare questo possesso il team Giorgione, che vuole tenersi i punti in casa. Vecchione lungo ad aprire direttamente alle parti dalla libera, che si accontenta della rimessa laterale. 15 secondi ancora con il laterale per Bortolini, è rientrato tanto dal Farra, palla per Reolon verso il tocco di Stefani in fallo laterale, il tocco sul tiro di Bonavera. 10 secondi, Reolon, avanza Reolon, Bortolini, c'è Bianchi ancora a dire di no e poi Bortolini alle stelle, spara un mancino che potrebbe stare come il punto esclamativo alla fine di una lettera d'amore. Palla direttamente dalle mani di Del Farra che rilancia lungo, poi arriva Stefani che si prende il pallone sulla sirena finale con il team Giorgione che chiude la regular season in casa battendo 2-1 la canottiera Bellun in una partita vivace. È mancato soltanto il punto del pari, la formazione di mister Giacomo Calvi, che di certo non ha sfigurato, e ci domandiamo perché sia lì in fondo a lottare per una salvezza che cercherà con le unghie e con i denti fino all'ultimo secondo sabato 28 marzo. Con Andrea Di Gianbattista, il vostro test saluta i direttori di gara che hanno fischiato con l'applauso del pubblico. Appuntamento giovedì sera 20:30 sul canale YouTube di Futsal Veneto TV per la quarta puntata di Zona Futsal. Noi ovviamente ci saremo, aspettiamo anche voi. Buonanotte.